Buonasera a tutti, sono qua Gio Stefano, il direttore del Consorzio Vini Venezia. Parte di voi già mi hanno visto, insomma, anche i moderatori, insomma, che vi andrò a presentare successivamente, perché questo è il quarto di 5 virtual tasting che sono partiti a fine settembre, se non ricordo male, appunto per andare a descrivere le 5 denominazioni consortili che abbiamo la fortuna di tutelare e di promuovere. Vi porto ovviamente i saluti del Consiglio di amministrazione, come è doveroso, da parte anche di tutti i soci produttori, per l'appunto provenienti da questi 5 territori, 5 denominazioni. E niente, passerei quindi, oltre a salutare Giampaolo Breda e Francesco Pagani che ci supporteranno anche questa volta per questo appuntamento dedicato all'Ison di OCG. Andrei a salutare ovviamente le 3 aziende socie che interverranno lungo questi 60 minuti, questa oretta che andremo a passare assieme, per l'appunto in ordine di intervento, non di importanza ovviamente. Saluto l'azienda agricola Casonato Daniele, qui c'è la figlia Giulia Casonato, figlia del titolare per l'appunto. Ciao Giulia, buonasera. Con lei andremo per l'appunto a parlare in una decina circa di minuti, 5-10 minuti della propria realtà aziendale e del loro Lison classico di OCG annata 2020. La seconda azienda è l'azienda Mazzolada, e qui mi verrà in supporto il direttore dell'azienda, per l'appunto, Cusinato Paolo, che saluto. Lui ci parlerà ovviamente della propria realtà e del proprio Lison classico di OCG, denominazione di origine controllata e garantita, annata 2020. Buonasera Paolo. Buonasera Buonasera. a tutti. Buonasera a tutti. Ed infine saluto ovviamente Andrea Masat, enottecnico e figlio del Ciao a titolare, tutti. insomma, dell'azienda Ornella Bellia. Con lui andremo a degustare, oltre che a parlare della propria realtà, il loro Lison DOCG, denominazione di origine controllata e garantita, nata 2019 in questo caso. Come vi dicevo, attraverso questo quarto di 5 appuntamenti, l'ultimo sarà fra 15 giorni, sarà dedicato all'altra denominazione di origine controllata e garantita che abbiamo l'onore di promuovere e tutelare, ovvero la Malanotte del Piave. Attraverso, come vi dicevo, questo quarto di 5 appuntamenti andremo a descrivere per l'appunto l'Ison di OCG. Un territorio che, come potete vedere nella mappa, voi accreditati che avete ricevuto nella tovaglietta, nel box contenente anche le 3 bottiglie, i calici. Questo areale, questo territorio si trova nel Veneto orientale, esce quindi al di fuori del Veneto orientale per una piccola superficie ricadente nel Pordenonese, quindi in Friuli Venezia Giulia, come potete vedere, ed è bagnato da 2 fiumi importanti, quali il Livenza e il Tagliamento. All'interno di questo areale dell'Ison c'è una piccola superficie che per l'appunto racchiude la zona del classico, e oggi andremo a degustare 2 dei 3 vini, saranno per l'appunto provenienti da questo areale. Poche sono le denominazioni italiane che possono fregiarsi di questa menzione, che spesso è sinonimo di rappresentatività del vitigno, del vino stesso e di qualità. Vado in conclusione, passeremo, come vi ho detto, accennato, circa un'oretta assieme, minuto più, minuto meno, quindi spero che in maniera piacevole, insomma, condividiate voi presente i video, non vi preoccupate, insomma, che così magari riusciamo a passarla meglio. E se avete domande, dubbi, potete porle anche durante i vari interventi, oppure alla fine, insomma, lasceremo spazio ad eventuali approfondimenti, domande che sono sempre
utili e piacevoli da ricevere, da condividerne poi la risposta. Vi ringrazio ancora, passo la parola a Giampaolo, a Giampaolo e ovviamente a Francesco, che ringrazio ancora per la loro professionalità e la loro presenza. Insomma. Buona serata a tutti, buon virtual testing. Grazie mille Stefano, buona serata anche da parte mia a tutti, aziende, partecipanti. Come ha già detto Stefano, questa è un'oretta di condivisione in cui possiamo assaggiare 3 prodotti di assoluto valore e poterli conoscere con il privilegio di avere anche i produttori, quindi coloro che vivono la realtà giorno per giorno. Ma come di consueto, passo la parola a Giampaolo Breda, che ormai per me rimane un punto di assoluto riferimento sulle denominazioni, perché vorrei che ci introducesse al territorio dell'Isone. Quindi buonasera Giampaolo. Beh, Francesco, grazie mille. Questa sera parleremo di una DOCG, ma ci saranno molti legami anche con e richiami con territori esterni, quindi ti troverai in più di qualche momento coinvolto. Allora, chiaramente, sì, chiaramente stiamo parlando allora di un territorio decisamente importante, perché rappresenta una delle eccellenze appunto a livello di enografia nazionale. Faremo un breve percorso dal punto di vista così storico e anche così territoriale, geografico. Beh, per quanto riguarda l'area di produzione, è chiaro, siamo, come accennava il direttore, tra Venezia e Pordenone, ma in realtà la parte, diciamo, del veneziano va a comprendere l'area di Portogruaro, soprattutto con quella che è un po' il cuore pulsante, l'Ison, poi Pramaggiore, ma anche Annone Veneto. Si parla di una denominazione di pianura, quindi ci troviamo a pochi chilometri dal litorale e tra i due fiumi Livenza e Tagliamento. È un territorio che si è formato anticamente 20.000 anni fa, quando è finita l'ultima glaciazione, e un'area plasmata dall'azione del tagliamento stesso, che da una parte più a nord, attraverso esondazioni, ha lasciato tutta quella parte sassosa, le classiche grave, no, del Friuli, e nella parte invece più a sud, ovvero quello che ci interessa, ecco che nell'entroterra veneziano ha portato invece dei sedimenti molto più fini, argille fine, calcare, ed è proprio dei carbonati depositati da questi elementi sassosi che poi si sono formate delle concrezioni che saranno proprio la caratteristica che andrà a riportare una lettura singolare nel calice. Stiamo parlando del carbonato di calcio, quello che in loco appunto viene definito il caranto, un orizzonte, una fascia bianca che si trova sotto appunto i 60-70 centimetri generalmente di argilla. Ecco, quindi sono terreni molto duri da lavorare. Il vitigno stesso, stiamo parlando del Tokai Friulano, è un vitigno rustico, resistente, ma anche costante, da vini molto strutturati, anche a volte leggermente aromatici, e questa leggera aromaticità forse ci riporta un po' indietro nella storia, perché la storia del Tokai Friulano, ovvero del protagonista di questa eccellenza, come dicevamo, dell'enografia nazionale, non ha una storia lunghissima, come può avere per esempio il Raboso, l'abbiamo detto più volte, no? La sua storia si rifà al 1800, in cui c'era grande diffusione di questo vitigno, ma in realtà non c'era una vera e propria identità. Sarà nel 1900 in cui ci sarà ancora grande diffusione, ma soltanto nel 1933, con una pubblicazione nel Corriere Vinicolo attraverso Giovanni Dalmasso, troveremo una vera identità, e per la prima volta apparirà il nome di Tokai Friulano, che poi, questo dobbiamo dirlo, contrariamente a quello che vorrebbe far credere il nome, questo vitigno non arriva neanche dal Friuli Venezia Giulia, ma la sua origine si fa risalire alla Francia. Quindi vedi, Francesco, ti porto fuori, no, ti porto fuori, e quindi questo Tokai è pare imparentato proprio dal Sauvignonas, che è un vitigno bordolese oggi scomparso, ma che ha fatto veramente una
ha creato una grande storia, insomma ha creato questa grande denominazione che poi nel 1971 e poi nel 74 ha visto riconoscimenti come prima l'Ison DOC e poi l'Ison Pramaggiore DOC. Ma abbiamo quel grande momento di difficoltà nel 2007 in cui il Tokai diventerà TAI e nel 2010-2011 finalmente il grande riconoscimento di questa DOCG di cui ci occupiamo questa sera. Il nome di quest'area, di questa denominazione deriva dal borgo romano di Lison e questo a dimostrazione ancora una volta che la viticoltura in queste terre è veramente presente da sempre. Ed ecco quindi che abbiamo originariamente i romani, no? L'abbiamo detto più volte, addirittura con le prime strade del vino, no? E poi l'attenzione, la razionalità dei monaci benedettini, ed ecco che poi subentra invece questa grande presenza della Repubblica, la Serenissima Repubblica di Venezia, che con il suo splendore metterà in risalto sempre le produzioni dell'area interna, quindi dell'area della cosiddetta terra, se vogliamo, dei dogi, quindi ancora una volta facciamo riferimento a questo bellissimo periodo, ecco, di splendore, ma anche la dominazione asburgica successivamente, insomma, ha visto grande presenza e grande rilievo per quanto riguarda questa varietà, questo vitigno. Vitigno che, l'abbiamo detto, rustico, resistente, costante. Francesco, io quasi quasi prenderei in mano il calice per capire, no? Cosa dici? Tu che lettura... Prima di prendere in mano il calice, io volevo farti la mia solita domanda del pre-degustazione. Se dovessimo sintetizzare 3 caratteri di questo territorio, anche perché stasera devo ammettere che ti sento carichissimo, pieno di entusiasmo e devo dire che sono molto contento di sentirti così ispirato. Un aperitivo tra amici è la cosa più bella che ci possa essere. Poi se raccontiamo un'eccellenza del territorio è qualcosa di... Quindi su questo trovo che sia un ottimo presupposto. Però ecco, tre caratteri che una persona come me che arriva dall'esterno, 3 caratteri che definiscono questo territorio, secondo la tua esperienza. Morbidezza, grande potenziale evolutivo, leggera aromaticità e una tipicità riconoscibile anche attraverso quella frutta a guscio, quindi un po' strana questa mandorla amara che diventa proprio un fil rouge che ci accompagnerà anche nella degustazione di questa sera attraverso i vari calici. Infatti io vorrei proprio attraversare attraverso l'analisi sensoriale quelle che possono essere anche queste letture. Un Lison classico, un Lison DOCG è un vino che ha un potenziale evolutivo incredibile perché ho degustato alcuni prodotti anche di 10-12 anni e soltanto quella nota minerale, voglio dire, diventa leggermente più acuta magari rispetto alla parte del frutto che va un po' scemando, ma la mineralità, la ricchezza del territorio, questo potenziale evolutivo è decisamente qualcosa di straordinario e credo sia proprio nella matrice, nella tessitura proprio di questo terreno che grazie a questa azione del tagliamento chiaramente ha portato a una sorta di terreno ideale, ecco, per un vino che possa essere anche dimenticato in cantina, anche se noi vogliamo venderlo anche subito, perché qui ci sono i produttori, saranno forse d'accordo con me che vada anche venduto subito, insomma non c'è problema. Assolutamente. Allora, io a questo punto colgo l'occasione di dare il benvenuto a Giulia Casonato e invito tutti quanti a versarsi un calice del Lison 2020 e darei a te, Giulia, la parola. Benvenuta a raccontarci la tua realtà. Sì, grazie. Allora, io sono appunto Giulia dell'azienda agricola Casonato Daniele. Noi siamo un'azienda familiare, ci troviamo a Loncondianone Veneto, quindi nel cuore dell'Ison. Possiamo infatti vantare della menzione classico. Dal 1925 produciamo uva e dal 2000 iniziò mio papà a trasformarla
e quindi a vendere le prime bottiglie di vino. E devo dire che la passione per il mondo del vino mio papà l'ha trasmessa anche a me e a mio fratello, e oggi collaboriamo con lui per cercare di incrementare la nostra attività. Ci troviamo in un punto strategico di passaggio anche per i turisti stranieri che sono diretti o nel nostro mare o verso Venezia. Quindi è bello e fondamentale far conoscere anche a loro il nostro territorio. Il territorio dell'Ison, come si diceva prima, ha grandi potenzialità, in primis grazie al Caranto, quindi che riesce a donare un'uva qualitativamente superiore. Non ancora è conosciuto. Nel 2020 sono state prodotte circa 140.000 bottiglie di Lison, quindi a mio parere ancora poche per questo vino dai grandi potenziali. È importante farlo conoscere di più. A tal proposito ringrazio voi, il Consorzio Vini Venezia, per essere attivo con eventi, degustazioni come questa sera per promuovere il nostro territorio. Per quanto riguarda i nostri vigneti, si estendono tra Loncon, Spadacenta e Belfiore per una superficie di quasi 30 ettari. Quello che vogliamo trasmettere è il concetto di sostenibilità. Sostenibilità io la intendo come il fatto che seguiamo personalmente i lavori, quindi in primis noi coltiviamo i nostri vigneti e poi dall'altra parte la maggior parte dei nostri vigneti sono circondati da boschetti, da piante autoctone. Questo per cercare di mantenere un livello alto di biodiversità. Da quest'anno inoltre siamo certificati SQNP, quindi sosteniamo una produzione integrata. E quindi sosteniamo, diciamo, un impatto ridotto ambientale e dunque meno gravoso per la terra e per il pianeta. Il vino Lison Classico 2020 che questa sera andremo ad assaggiare in particolare deriva da un vigneto antico. Abbiamo deciso infatti di rivalutare un vecchio vitigno delle viti di Tokai con più di 80 anni. Abbiamo destinato quindi la produzione a Lison Classico. Una scelta questa innanzitutto che ci permette di tutelare il paesaggio. Diciamo che questo paesaggio di vecchie viti alternate a gelsi ormai nelle nostre zone non si trova più. Però abbiamo deciso appunto di preservare questo patrimonio. Le vecchie viti infatti ci hanno donato poca uva, queste producono pochi grappoli per ceppo, però è un'uva molto molto concentrata, quindi ricca di aromi, sapori che derivano direttamente dal terreno. Anche grazie alle radici, questi vigneti hanno le radici molto profonde, quindi riescono ad assorbire tutte le sostanze nutrienti. L'annata 2020 è stata buona, quindi abbiamo avuto delle calde soleggiate giornate, ma anche piogge regolari. Raccogliamo l'uva manualmente in questo vigneto, le lavorazioni vanno fatte solamente a mano e l'uva viene raccolta nelle prime ore del giorno, quindi dopo pochi minuti viene portato il carro d'uva in cantina, fresco, non subisce quindi nessuna alterazione. La buccia di quest'uva, essendo fresca, contiene tutte le sostanze aromatiche, quindi riesce a trasmettere al mosto e poi al vino tutte le note fruttate. E da questo momento inizia la vinificazione. Perciò abbiamo utilizzato una pressatura molto soffice dei grappoli e il mostofiore portato poi in cantina in botti di acciaio inox.
Beh, devo dire, Giulia, veramente splendida questa descrizione, soprattutto hai trasmesso anche quella che è la parte più semplice, naturale del territorio, che comunque ricordiamo, nel nord-est è molto presente in molte aziende. Per quanto riguarda la lettura, se mi posso permettere, posso, Francesco, che dici? Posso introdurre quella che è la parte della degustazione? Allora, il calice di questo Lison è decisamente splendente su un giallo paglierino e con una buona consistenza. È la parte olfattiva quella che però veramente ci riporta sulla tipicità, ed ecco che quella frutta passa attraverso delle note leggermente agrumate, ma ci riporta verso quel tema famoso che abbiamo introdotto. Ecco che quella frutta secca, quella mandorla, accompagnata da cenni anche di erbe aromatiche, anche della frutta, se vogliamo, a polpa gialla, però iniziamo a fare un percorso di apertura verso quel tema della identità territoriale, di quella riconoscibilità, che già all'interno di questo profilo olfattivo si riesce a cogliere molto, molto bene. Io, mentre parlavi, Giulia, ho assaggiato anche il vino e devo dire che è disarmante sulla freschezza, sulla sapidità, sull'acidità che ha, quindi un equilibrio ancora esuberante, è un sorso decisamente dinamico, che sviluppa il secondo tema, secondo me molto importante, che abbiamo accennato, cioè quello del potenziale evolutivo. Probabilmente un sorso che pecca di gioventù, se possiamo dire, però chiaramente è un'annata 2020, quindi ha una vita ancora molto breve questo vino all'interno della bottiglia, ma è interessante percepire questa nota territoriale e al contempo questo potenziale evolutivo attraverso un palato giovane, e soprattutto questo grande finale che racconta di un territorio, di una ricchezza di sali minerali, di una ricchezza a livello appunto anche di questo carbonato di calcio, che dà grande come dire, struttura da una parte, ma piacevolissima nota aromatica anche dall'altro. Sono curioso di sentire che Francesco, l'hai assaggiato, Francesco? Io l'ho assaggiato, ho fatto il solito assaggio di tutti e tre i vini prima di iniziare la degustazione, questa condivisione. Devo dire che quella parte che tu descrivi come frutta secca a guscio, per me in realtà poi devi anche molto in una nota affumicata più minerale. E mi aspetto che questa nota di frutta secca con l'evoluzione si trasformi in un qualcosa di quasi di affumicato, ed è un denominatore comune che ho sentito in tutti e tre i vini in maniera molto marcata. Sul fatto della gioventù del sorso giovane, beh, come giustamente detto, è un 2020, non mi aspetto un prodotto evoluto oggi, anzi è un vino molto esuberante, trovato molto verticale il palato, un bel attacco, una bella sapidità, e adesso arriviamo al momento complicato dell'abbinamento in cucina. Però stasera, Giampaolo, non potrai assolutamente utilizzare il nero di seppia, te lo proibisco, perché no, tu lo metteresti in ogni abbinamento. Te lo prometto, sai, quando ti fissi su una cosa perché hai voglia di mangiarla, ti salta fuori da tutte le parti. Esatto, la vorresti Allora, mettere ovunque. no, in realtà no, qui io resterei in un classico anche branzino al sale, se vogliamo, quell'essenziale, quella nota elegante del sorso che accompagna anche l'essenza, la semplicità, voglio dire, di un filetto di pesce, o altrimenti comunque anche una pasta fresca, delle tagliatelle, magari anche con dei pesci o anche con dei calamaretti, perché no? Potrebbe essere anche un bel contrasto quello di una parte territoriale sapida del vino con questa bellissima tendenza dolce, magari anche leggera aromaticità di quello che può essere un condimento. Io mi è venuto in mente bevendolo un piatto, che è un piatto che si mangia a Milano, nella zona insomma dove vivo io, in un ristorante che si chiama Il Luogo di Aimo e Nadia, dove c'è un piatto storico che è lo spaghetto al cipollotto, che è un piatto molto famoso dello chef, che ha una tendenza dolce e anche molto cremoso. E trovo che un vino così sarebbe straordinario con un piatto del genere, perché riporterebbe tutto quanto in equilibrio. Quindi
diciamo un ottimo inizio, ecco, mettiamola così. Abbiamo iniziato molto bene. Direi di sì, bene. direi di sì. Bene, grazie Giulia per averci raccontato l'azienda e insomma, Allora, approfitto per presentare la seconda azienda, o meglio per chiamare il signor Paolo Cusinato dell'azienda Mazzolata, e invito tutti quanti chiaramente a versarsi un calice del suo Lison e siamo nelle sue mani, vogliamo ascoltare un po' il suo racconto. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Paolo Cusinato, sono il direttore della cantina del Falco Mazzolada. Allora vi do qualche cenno storico dell'azienda. La famiglia genovese acquista circa dall'85, dall'86 i primi appezzamenti della cantina, completando il quadro verso gli anni 90, all'inizio degli anni 90. Oggi la cantina ha una proprietà di 123 ettari, dei quali 93 ettari vitati. Ora, parlando della zona, sapete tutti, già fortunatamente abbiamo avuto Giampaolo che ci ha illustrato molto bene il territorio. Volevo solamente ricordare chiaramente, siamo nella zona dell'Ison classico, quindi la zona di produzione del Tokai classico di Lison. Questa era la denominazione prima di cambiare nome commerciale. Abbiamo un territorio argiloso, calcareo, quindi anche molto minerale. Siamo ubicati passando la Triestina praticamente a 3 km e mezzo, 4 km scarsi da Portogruaro. Come dicevo, l'appezzamento è unico, siamo tagliati solamente dalla Triestina, circa l'80% è a sud della Triestina e il restante 20% è a nord insieme ai magazzini, alla cantina stessa, agli uffici. Ecco, parlando direttamente del nostro Lison, abbiamo 11 ettari, è una coltivazione a Silvaux, quindi con 2-3 archetti per pianta, una media di pianta di età di circa dai 15, 18, 20 anni al massimo, quindi sono credo abbastanza giovani come piante. Ora, la vinificazione è una vinificazione in bianco, lo facciamo in acciaio, con l'affinamento in acciaio, con un battonnage delle fece nobili fino a dicembre. Ecco, vorrei ricordare anche un'altra piccola storia che è questa. Allora, noi abbiamo un vigneto, anche noi storico, dell'inizio degli anni 60, e da questo vigneto, praticamente quando è successo, come ricordava Giampaolo, è successo in quegli anni dove tutti stavano quasi espiantando un po' i Tokai a causa della perdita di questa battaglia con gli ungheresi. Noi invece abbiamo avuto una politica diversa, ne abbiamo piantato di più. Si andava in cerca di barbatelle, ma in effetti non ce n'erano tante in giro. Il nostro perito ha così scoperto che questo vigneto storico che era datato dell'anno 62, ok? Era un biotipo, una volta portato il clone ai vivai di Rauscedo, era un biotipo diverso, anomalo, e abbiamo scoperto che era appunto, come ricordava anche Giampaolo prima, era del Sauvignon As. Ora, praticamente ci siamo autoprodotti le barbatelle insieme a altre clonazioni commerciali, selezioni clonali commerciali, poi li assembliamo insieme. Questa è la realtà del nostro DOCG, Lison classico. Beh, grazie Paolo, è stato un piacere ascoltarla e soprattutto anche l'interpretazione di questo calice con delle viti piuttosto giovani.
il fatto stesso comunque anche dell'investimento sul Tokai controcorrente è qualcosa di estremamente importante per il territorio. La tipicità prima di tutto. Io direi che per andare a descrivere invece questo secondo calice, questo Leson classico, mi trovo ancora di fronte ad un giallo paglierino con una buona consistenza e decisamente lucente, quindi diciamo che tecnicamente è perfetto il vino, il calice, ma nuovamente sarà proprio la parte olfattiva quella che ci distrarrà un po', che ci porterà su identificazioni, su particolarità, su una ricerca della mano sapiente magari che ha fatto il vino stesso. Ed ecco che quella frutta in questo caso si va a cogliere sia come quella fil rouge, abbiamo parlato di questa mandorla amara, ma è presente una bellissima pesca bianca molto piacevole, molto giovane. E l'altro aspetto che andrei a delineare, anzi ce ne sono altri due che secondo me vale la pena sottolineare su questo profilo olfattivo, è la parte floreale veramente espressa con grande eleganza, su pulizia, su una finezza, e poi in seconda battuta arriva una sensazione minerale quasi di sasso bagnato. È decisamente singolare questo profilo olfattivo, di grande piacere, e ovviamente si va a cogliere anche in questo caso la piacevolissima gioventù. La parte gustativa invece, ecco che mi trova d'accordo nel ritrovare questa mandorla. Ecco che mentre nel primo calice era più identificativa, nel caso appunto dell'azienda Casonato, era più identificativa nella parte olfattiva, in questo caso ecco che la mandorla amara me la ritrovo anche nel finale, proprio la caratteristica, e sappiamo che a livello gustativo e anche retroolfattivo la parte del profilo aromatico si va a chiudere anche con gli aromi di bocca, con il retrogusto, quindi è molto importante anche ciò che arriva dopo la deglutizione. Quindi ecco, è decisamente affascinante questo palato sapido, minerale, che a chiusura ci porta nuovamente quel tema della frutta secca e della mandorla. Non so, Francesco, se per caso hai sentito qualcosa, o se nella tua esperienza magari ci puoi raccontare qualcosa magari anche in più. Ma sono d'accordo con quello che dici quando parli di pesca polpa bianca, quindi un profumo più di frutta. Qui di fatto io, più che una nota più affumicata, comunque un po' più minerale, che era più legata al vino precedente, qui noto una grassezza diversa anche dalla parte aromatica, dei profumi che sono più dolci, quasi, dolci tra virgolette ovviamente, mi ricordano qualcosa di più maturo, e in bocca c'è una texture molto diversa, c'è più grassezza, c'è un maggiore volume e una verticalità diversa. Non c'è quell'acidità molto tagliente, ma l'acidità molto misurata, come se tutto fosse estremamente in equilibrio. Ed è vero, la percezione della mandorla amara sulla finale è molto definita e lascia una sensazione piacevole e anche di una certa lunghezza. Quindi vino molto interessante anche da vedere dal punto di vista dell'evoluzione, ecco, perché se tutto questo profilo può solo diventare ancora più complesso. Non so se sei d'accordo, Giampaolo, però a me viene questo. Sì, assolutamente. Tu sai che mettendo assieme le parti andiamo a creare qualcosa di veramente speciale nella descrizione di questi prodotti. E qui se dobbiamo parlare nuovamente di abbinamento, ecco che potrebbe essere interessante andare oltre, magari verso quello che potrebbe essere sempre il mondo del pesce, ma per esempio ecco, entrerei più su un risotto qui, magari con degli scampi, magari accompagnati anche da qualcos'altro, può essere una forma di una leggera speziatura, un'aromaticità, oppure addirittura, ecco, potrebbe essere anche un risotto con degli scampi e degli asparagi, perché no? Perché questa nota del Sauvignonasse è molto profumata, è molto piacevole, ci riporta
nel mondo non del Sauvignon, ma siamo comunque in questi profumi molto accesi. Mi è piaciuta molto la tua descrizione della parte floreale, dolce, della parte floreale, forse magari ecco quel tiglio, non so, potrebbe essere quella sensazione molto, molto, molto piacevole. Oppure anche ecco un gioco con i porcini, anche potrebbe essere anche un'insalata con dei porcini crudi o anche della pasta fresca con dei porcini. Mi giocherei anche un risotto con dei porcini, perché sì, no? mi giocherei Un piatto di anche grassezza, questo vino esatto. lo tiene tutto, non ci vedo problemi, anzi, proprio un piatto di grassezza, questo vino è in grado di enfatizzarlo e ripulire il palato, ci sta, quindi cioè, l'avrei visto certo. addirittura, vabbè, forse questo magari è un po' troppo, ma è un abbinamento che a me piace molto, con un vino bianco che ha una certa struttura, anche un risotto con i fegatini, che ha una tendenza dolce, e questo è un vino che lo può andare a contrastare. Certo, non troppo carico, ma comunque lo si può fare, perché no? Certo. Bene, Beh, direi molto bene. Direi molto bene, infatti siamo rimasti un attimo in silenzio. A questo punto ringraziamo Paolo Cusinato dell'azienda Mazzolata per averci raccontato la sua realtà e diamo la parola e il benvenuto ad Andrea Masat per assaggiare insieme l'ultimo vino e per sentire invece la sua realtà. Buonasera. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Mi sentite bene? Un po' a scatti in questo momento, io personalmente, però andiamo avanti. Ok, proviamo. Parto allora. Io rappresento l'azienda Mela Bellia, azienda che nasce 2 volte. Dico 2 volte perché nasce nel 1951 grazie al nonno Giovanni, con un obiettivo di agricoltura rurale e di sfruttamento, o come era classico fare nelle famiglie contadine del territorio, e nasce nel 1999 con i miei genitori con l'obiettivo di produrre dei vitigni autoctoni, quindi sebbene ci sia ancora la presenza di vitigni internazionali tra i nostri vigneti, ma il nostro obiettivo appunto principale è quello di promuovere il territorio. Se pensiamo all'interno di un calice di vino non c'è solo un alimento di per sé, una bevanda, ma si racchiude un territorio intero. Ecco. E nel nostro caso, trovandoci nel cuore della Doc Lison Pramaggiore, è d'obbligo andare a produrre quello che è l'ISO. Prima Giampaolo parlava che l'ISO ha 3 caratteristiche fondamentali, no? Io quelle caratteristiche che Giampaolo accennava le riassumo un po' così, le riassumo con la tipicità della mandorla amara, le riassumo con la mineralità e la salinità dovuta al caranto, e anch'io condivido appieno il potenziale evolutivo, no? Il potenziale evolutivo che ha questo vigneto, che è dovuto, credo, alla tradizione enologica che si è tramandata nel nostro territorio. Se pensiamo ai tokai di una volta, erano tokai gialli importanti, strutturati, perché si andava a macerare le uve. Poi col tempo questa pratica è andata un po' in giù, e oggi, in tempi in cui il calice di vino non è più un alimento, ma è una bevanda culturale, ecco, questa è la tecnica della macerazione, quindi il fatto di ritornare a dare importanza ai vini ecco, è ritornata. Nel nostro caso, il nostro Lison 10G fa appunto 5 giorni di macerazione sulle bucce e segue poi una vinificazione particolare, in quanto dopo anni di prove abbiamo trovato la nostra massima espressione nel macerare un'intera massa, un'intera partita appunto di raccolto, e poi
dopo appunto questa settimana di macerazione, dividerla in due vinificatori all'interno dei quali utilizziamo due lieviti diversi e due temperature diverse. Questo perché abbiamo bisogno da una parte della struttura, della lunghezza, e quindi c'è bisogno di un lievito che ci aiuti a stimolare quella che è la glicerina in gergo tecnico e l'alcolicità. Nell'altro vinificatore invece abbiamo bisogno di mantenere a pieno quelle che sono le caratteristiche, le tipicità, e di conseguenza abbiamo bisogno di un lievito che ci aiuti a mantenere appunto la parte aromatica e a preservarla, e di conseguenza anche l'ausilio delle basse temperature è fondamentale. Ecco. Prima, Andrea, sì. No, sì, no, scusami se ti ho interrotto. So che a volte tu fai anche un uso calmierato del legno, mi pare che sul 2019 non hai utilizzato, vero? O sbaglio? O c'è stato un leggero passaggio? Allora, il legno lo stiamo introducendo passo dopo passo in maniera molto ponderata, perché a nostro modo di vedere il legno serve a complessare, serve a arrotondare, a dare morbidezza, che è una caratteristica che anche appunto te dicevi prima, no? E che la si ritrova. Quindi noi vediamo il legno anno dopo anno in base all'esigenza. Negli ultimi anni, penso al 2020, soprattutto, siamo andati a utilizzare circa un 20% di affinamento in legno, che è all'incirca di 6-8 mesi. Ok, perfetto. Diciamo che io di fronte al tuo calice mi sono soffermato un po' perché ho voluto notare come tu vai a marcare il territorio in maniera decisamente importante. È un calice che non passa inosservato dal punto di vista della struttura, dal punto di vista della morbidezza, dal punto di vista della persistenza. Già dal punto di vista visivo si va a cogliere questo anno in più che può avere rispetto agli altri, quindi questo, se vogliamo, paglierino, che però ha delle sfumature importanti verso l'oro, quindi frutto di un'evoluzione, quindi il passare del tempo, frutto probabilmente anche di una leggera macerazione, di un po' di estrazione, l'abbiamo ascoltato, insomma l'hai detto, e questa estrazione la si coglie decisamente anche dal profilo olfattivo. Al naso andiamo a ritrovare delle note di cedro, ancora ovviamente questa frutta a guscio, ma anche della frutta agrumata, e in seconda battuta mi ritrovo su qualcosa di estremamente complesso, cioè si apre un sipario di erbe officinali più che magari di zenzero addirittura, quindi è un profilo olfattivo. Per quello ti chiedevo se c'era stato un passaggio in legno o qualcosa, o forse una sovramaturazione magari delle uve, magari una vendemmia leggermente in sovramaturazione. Una particolarità, ecco, che si coglie il profilo olfattivo su un aspetto decisamente importante, anche il bergamotto. Il sorso, il sorso ci porta a grande rotondità, a grande morbidezza, con un finale diretto, sapido, e il tutto accompagnato, come dire, da una muscolatura di base. Quindi qui io vado a cogliere struttura, morbidezza, maturità, se vogliamo. Quindi, come dire, il 2020 sono dei giovanotti. Qui abbiamo un uomo maturo che sa camminare no, con le spalle dritte e sa raccontare la sua storia. Quindi ecco che questa sua struttura, questa sua maturità, questa morbidezza ci portano anche, se vogliamo, a sottolineare quell'aspetto di cui parlava Francesco. Francesco, tu parlavi di quella nota, di questa mineralità particolare, di questa nota
quasi torbata. Ecco, qui sì abbiamo l'espressione proprio completa. Ecco che l'evoluzione, questo è un altro tema interessantissimo, il passare del tempo ci evidenzia proprio quell'aspetto che tu avevi colto già nei primi calici. Non so se sei d'accordo, Francesco. Sì, devo dire che questo poi è, questo assaggio, questo terzo vino è evidentemente anche il più concentrato in termini proprio di intensità. La parte aromatica ha proprio il segno di un'evoluzione diversa e in bocca anche la progressione, la dinamica del vino è diversa. Un vino che ha un'ulteriore grassezza pur avendo un bel equilibrio sulla componente di acidità. Tra l'altro, quando ho aperto la bottiglia, ormai un'oretta fa, non è che l'ho aperta un giorno prima, però per assaggiarla così velocemente, il tappo ha fatto un colpo e quindi ho detto, sarà mica stata una piccola rifermentazione, può succedere, niente di che. E quando ho assaggiato il vino all'inizio era come in una fase di grande resistenza verso di me, nel senso che era molto chiuso, era molto resistente. È bastato un minuto nel calice, girandolo un po', e si è aperto questo ventaglio aromatico che devo dire mi ha spiazzato un po', perché non me lo aspettavo, così bello, così luminoso, così intenso. E devo dire che questa componente adesso io uso il termine luminoso, che non è un termine di degustazione, però mi dà l'idea di un qualcosa di fresco, di un qualcosa di molto interessante. L'ho ritrovato poi in tutti e tre i vini, è un denominatore comune, come un marchio di questo territorio, un qualcosa che io ritroverò in questo territorio. Qui forse tra i tre è quello che è più concentrato, anche per... mi pareva di leggere che ci fosse anche una sua maturazione, giusto? O comunque una vendemmia un po' in avanti. O è, no? Sì, cerchiamo Era sempre giusto. di arrivare all'ultimo giorno possibile di maturazione sul Tokai, cosa non semplice, perché a livello di caratteristiche di bacca ci troviamo di fronte a un vitigno con una bacca molto sottile e nel nostro territorio nel mese di settembre se c'è la presenza di piogge prolungare la maturazione è un rischio, quindi è molto rischioso. sì, cerchiamo sempre di portarlo all'ultimo. Quest'anno della 2021 che chiaramente la memoria non ci inganna di sicuro perché è passato da poco, siamo riusciti a portarlo quasi alla terza settimana di settembre, cosa non da poco per il nostro territorio. Anche il clima nel nostro piccolo ci sta facendo vedere che sta cambiando, sta diventando più caldo e di conseguenza anche i nostri vini stanno assumendo sempre più note più importanti, anche i vitigni stessi a bacca rossa. Ecco. Certo. Giampaolo, a questo punto vorrei avere l'immancabile piatto. Per questo terzo vino, visto che ci stiamo avvicinando a un orario critico adesso, quindi l'appetito... Posso interrompervi? Io mi permetto di dire l'abbinamento che a me piace. Prego, secondo me piacere. Il miglior abbinamento con il Lison Diocesi è l'arrosto di coniglio al forno, perché mio nonno, col Tokai, di una volta, mangiava l'arrosto che faceva mia nonna. E quindi io quando penso al Lison Diocesi penso all'arrosto di coniglio al forno. Allora Andrea, tu sai che allora, anche noi sommelier che studiamo le schede, gli abbinamenti e le concordanze, le contrapposizioni e tutte queste frecce che si devono... Ecco, allora di fronte ad un abbinamento per tradizione ci inginocchiamo. Quindi qui non oso dire... Non voglio metterci parole, anche se sono certo che sarebbe un piacere, insomma, abbinarci un piatto del genere, magari fatto come da tradizione, fatto come probabilmente, insomma, la nonna sa fare. Io quindi... C'è anche un detto, adesso non si può più dire sul Lison, ma c'è anche un detto nelle nostre terre, che chi beve Tokai non muore mai. Ecco, quindi insomma... Adesso è cambiato il nome, però il detto rimane comunque. Certo. Ma io qui come abbinamento aumenterei la struttura, mi piacerebbe rimanere ancora nel pesce con per esempio anche un salmone al forno, ecco che
Hai quella parte decisamente più importante, anche leggermente più grassa, più strutturata, o se dovessi andare in un primo piatto, siccome l'ho mangiato veramente da un paio di giorni, dei gnocchi alla romana, cioè la butto lì così, la butto lì così, perché secondo me con quel semolino, con quelle cose, insomma, ci potrebbe stare molto bene, anche perché io ho questa sensazione di leggera speziatura di zenzero che non riesco a togliermi dal naso, quindi mi accompagna in questo gioco, no, di profumi, di aromaticità e quindi me la godrei anche con un primo piatto, a parte che è un vino probabilmente che anche con delle carni bianche potrebbe starci. Francesco, che dici? Ah, sai che io sono un grande sostenitore delle carni bianche con i vini bianchi di struttura. Un bel pollo arrosto cucinato bene, lentamente, un pollo che abbia avuto una vita chiaramente dignitosa, quindi che abbia avuto una vita da normale, quindi con un sapore, una sua personalità, con tante belle erbe aromatiche, un po' di aglio e questo vino lo potrebbe sostenere meravigliosamente, ne sono certo. Quindi sono molto d'accordo, ecco. Bene, abbiamo concluso il percorso dei vini. Chiaramente se ci sono domande, anzi ci piacerebbe che coloro che stanno partecipando accendessero la webcam così per un saluto finale, per un brindisi finale e se appunto se ci sono delle domande siamo chiaramente a disposizione. Oh, ecco qui subito appare qualcuno. Marco, dai, vogliamo sentire la tua voce, Marco. Cosa ci stai abbinando tu con qualcuno di questi toccai? Accendi il microfono. Eccomi qua, adesso mi sentite, scusatemi. Sì. Allora, intanto un piccolo preambolo. Grazie a Stefano e grazie al consorzio perché questi eventi sono veramente belli e sono proprio piacevoli, davvero, grazie. E io stavo pensando in verità all'inizio con Mazzarella, poi anche con il vino di Andrea, di Ornella Bellia, ci vedrei bene, un pollo Thai. Un pollo che abbia della salsa di soia, una punta di zenzero, qualche lamella di mandorla, una cosa del genere, secondo me potrebbe veramente creare una bella sinergia perché anche io sentivo molto lo zenzero nel calice di Ornella Bellia, per cui si potrebbe andare un po' a richiamare questo gioco cibo-vino molto piacevole probabilmente. Marco, mi piace molto. Non lo diciamo alla nonna di Andrea, comunque, non lo diciamo. Che voglia, no, Andrea. Comunque anche come fonetica pollo Thai funziona anche molto bene, richiama anche un po' il vitigno, quindi ci sta alla grande alla fine, cioè, proprio di Non tradizione. c'è stato, è vero. Bene. Oh, benvenuti, che bello che state accendendo tutti la webcam, questa è una bella cosa. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Bah, io credo che siamo anche verso la conclusione. Personalmente, anch'io condivido un po' gli abbinamenti che sono stati detti per i tre vini. Rimarrei probabilmente con i primi due vini con delle pietanze a base di pesce. Mi piacerebbe anche, magari, personalmente a me piace il pesce crudo, quindi i primi due vini li vedrei molto bene accompagnati con dei gamberi anche rossi di Sicilia o degli scampi, oppure insomma su questa falsariga. E il terzo vino, a me piace onestamente il Lison anche da meditazione, lo berrei anche da fuori pasto onestamente, quindi proporrei, almeno personalmente mi piacerebbe berlo così, insomma. Mi piace anche l'abbinamento, seppur non sia così semplice trovare chi te lo fa, il risotto con i fegatini. Ogni tanto me lo faccio anch'io personalmente, vado in macelleria, vado a prendermi i fegatini. Perché trovare signore ormai che ti fanno un risotto con i fegatini è un po' complicato. Il ristorante La si piazza, sei vede. d'accordo? È un piatto molto interessante, è molto Sì, sì, è sì. gastronomico, nel senso che ha tanti contrasti, può essere molto stimolante, soprattutto con certe tipologie di vini che riescono a tenere molto Ha bene questi abbinamenti. supportato. Mm. No, condivido appieno. Poi, onestamente, ormai sono sdoganati certi abbinamenti, nel senso che ormai si fanno le serate, sono proposte serate dove si abbinano vini rossi con del pesce, ok? E Certo. anche magari di vini bianchi strutturati con della carne, ormai insomma, dai, cerchiamo di andare oltre a certi dogmi.
Però secondo il mio punto di vista 3 vini e 3 aziende che che rappresentano molto bene il territorio, e mi è piaciuta molto bene e condivido appieno la chiave dell'evoluzione di questo vino. Anche io ho avuto l'opportunità nel territorio di assaggiare vini un po' più anziani, diciamo così, e li ho trovati molto, molto rappresentativi, stabili, che non è sempre semplice, perché far vino e tenerlo in cantina non è così semplice, ok? Però, ripeto, ho assaggiato anche di recente dei Vison 2016-2017 molto, molto interessanti, quindi invito tutti i presenti, insomma, a venirci a trovare e andare alla scoperta, insomma, di quelle realtà che magari si commercializzano vini giovani, ma anche vini un po' più strutturati, più longevi, comunque sono rimasti in cantina qualche anno in più, insomma. L'Isonzola Maggiore è un territorio abbastanza grande e qui si riescono a trovare realtà aziendali diversi che credono in una filosofia o nell'altra, e credo onestamente che si riesca sempre comunque a cadere bene, insomma. Bene. Se ci sono domande, o se ci sono domande siamo qui, se no io direi di salutarvi tutti e di ringraziarvi. Ah, ecco. Attendiamo la chat. Avrei ravioli. Ah, ravioli dipende con che salsa. Morlacco e Beppe, insomma. Beh, dai, insomma, quale dei tre? Elena ci deve invitare a casa questa sera, così per Francesco è un po' più dura arrivare, ma insomma. Sì, per me è un po' fuori mano, devo dire, però insomma per il cibo si fa tutto, si fanno i chilometri senza problemi, assolutamente. Secondo me stanno bene tutti e tre, personalmente. Poi, ripeto, dipende anche dalla temperatura del vino stesso. A volte con temperature con qualche grado in meno, magari sento un abbinamento più o meno migliore, insomma, ma comunque ci calziamo bene, secondo me. Sì, No, cosa dici, Giampaolo? sono d'accordo con te che ci potrebbero star bene anche tutti e tre. Un tema su cui lavorare potrebbe essere, visto che abbiamo comunque una grassezza importante con il Morlacco, ecco, potrebbe essere un jolly da giocare, magari un titolo econometrico leggermente più alto, quindi ecco, forse magari ecco, il Terre Piane, sì, esatto, il vino di Andrea potrebbe anche vincere nella pulizia più che altro, ecco, del palato, ma non tanto nel piacere, perché nel piacere sono convinto che tutti e tre potrebbero stare tranquillamente bene. Ci avete fatto venire fame questa sera, veramente. Ma una fame incredibile, infatti disattiverò tutto quanto velocemente per andare a mangiare, perché è veramente una grande fame stasera. No, a parte gli scherzi. Beh, va bene. Facciamo un brindisi allora. Un saluto a tutti e grazie per essere rimasti con noi, grazie al consorzio, grazie a Giampaolo, grazie alle aziende, insomma, grazie a tutti e buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata e alla prossima. Grazie a tutti. Salute, grazie a voi. Grazie.